Lucianeddu bello Rome Cori, cu campa cu mori, io ancora non t'hai potuto maritare. Ma per davvero mi metto a mare? Mamma, mammuzza, su che ta cucuzza, lo sai che a me mi voleva penuzza. Ancora da sciafallare, ci pensi? Alla salaire sta frasciama. Piuttosto, t'hai visto con Giovannello? Ma qui è Giovannello? Come qui è? Un fruttaiolo, lo sai che è bello? È bello, è auto, slanciato, muscoloso, avrà una 50 di anni, per mia non è manco maritato. Sicuro. Chi sta è pazza, chi sta con tutti i sciofoli, poi io ho cercato, ma ce la vuoi finire? Ma ce la vuoi? La deve finire, la devi smettere! Oh, vacci! No! Accatta due cucuzze, due banane, due cicciola, vacci! E fagli capire che ti piace e io sicuramente ti ingugna, vaccia, Macci! Io lei che non da panna, io non devo andare a nessun posto, hai capito che non devo andare a nessun posto? Io c'ho a te, stiamo bene tutte e due insieme, ci vogliamo bene, ma qual è il suo problema? Ma perché fai così? Perché? Ah, non ci vuoi dire? No! Allora domani ci pensi. Domani ti ci porto io, forza! Forza mamma, tu sei gay, devi uscire alla luce del sole! Ma come potete andare a questa moderna? Come potete andare a questa moderna? Tutta una volta. Mi sta parendo la macchina di Tommaso Zozzo. Poi è sto Zozzo? Ma come qui ho Zozzo? Chi non capisce un grande fratello, sua mamma. Ah, da signora bella, alta, moderna e molto intelligente come a mia, orgogliosa, perché abbiamo i figli gay, vive gay! Ma come ci viene tutto sto orgoglio tutta una volta? Come ci viene tutto questo orgoglio tutta una volta che sono numera e pensare, ora conto chi sta. Ora questa la conto. Sì, non ti svergognare, non sa mai da fronte. Ora chi sta a conto? Non hanno Ida, la buona muzza di suo marito, molto buono un ne, hanno avuto il coraggio di portarmi a prostituite. Ah, io non ci facevo pensare, ma io ti ci puttai mamma, te lo voglio io. Così scoda, Carusi. Com'è, Carusi, che mi buttavo a prostituite, mi buttavo da quartiere Catania, io davanti, io ti affondare che stava voce, faccia intera, aspetta, uno mi pigliavo per una richieda, si avvicinava, mi disse, signora, quando? Udali ci si bello fino a che arrivo a Camposanto. Ah, mamma, sai che ci piacevano quelle piccoline, quelle tipo bamboniere? Certo, perché arrivavano a punto giusto. Mi buttavo una che sanno sentire Anna a copo. Appena trasiva mi visse qui, dice, signora, lei che sta facendo che me le cliente? E la svuotavo fuori. A me mi fece trasio perché vedo una volta che mi disse, Gioia, spogliati. Non ci posso pensare. Non ci posso pensare. Chi sta bene mi disse spogli, ti capivo subito antifra. Mi disse vero. Chi si è pigliato da rannola? Non come voglio di tempi parole non disse. C'è chi si è pigliato da rannola. Amante, forza, o lavati. Oh, lavati, tu eri sempre pulita, mamma, capi battaglie, incinagli, brillavano e boratacco ce ne biava, io ti lavava, tu lo vedi? No, aspetta, conta. Chi sta appena mi visse ci sente, va bene, ma capiamo. È stata un'altra volta che mi vedeva la puntata, l'ultima puntata di A Schiava Isaura. Sono rinato! L'ultima puntata della Schiava Isaura, io ero impazzita per la Schiava Isaura! C'era un massaro che mi faceva impazzire! Mi viste l'ultima puntata della Schiava Isaura, mi disse aspetta ancora ci penso io. Apriva la porta, chiamava a mia madre, ci fa signora! Suo figlio non è uomo! Signora! Suo figlio non è mascolo! Signora! Suo figlio è un cavallo! E mi fece sganciare 50.000 lire, tu lo vedi? Sento, perché la 50 ce la fa buttare io a cambiare. Io mi imbrogliavo, però erano altri tempi e si usava da maniera. Ora non ci pensare più a mamma. Avanti, Lucianello, a Moninni e Giovannello e viremo, possiamo fare suonare sto tamburetto. E va bene, mammuzza, può essere che cangiamo sta cocuzza. Sapia, così il telefono è nell'aria.
Ah? Cara, vuoi sto razzo? Comunque, ma mi convinci tu a mia. Comunque il lancio del telefono è la base per queste cose. Ah, poi ti insegno io come la ma fare. Vediamo i razzo. Niente, a te quando ti dicono di fare le cose ne fai. Sahid, chiamici a Hillary, vediamo se possiamo incucchiare questa cosa a prezzo. Che tu devi capire che con chi non cala il prezzo, non ci puoi stare vicino a te a fare di lavalletta. Mi capisci quando parlo? Avanti. Io pronto? Pronto? Ciao bello, come va? Tutto bene? Hilary, tutto a posto, sei sempre più splendida, sempre Grazie. più signora ogni volta che ti vedo. Mi fa Senti, ma piacere. ti volevo dire una cosa, mi hai pensato in questi giorni? Non ho capito, ma come ti permetti? Che non lo sai che sono più di 20 anni che penso a Francesco, che pensa a te? Ma guarda che qui. c'entra? Hilary, perché mi hai preso? Dico, mi hai pensato? Lo saccio che sei la moglie del popone. Ah, ok. Dico, se mi hai pensato nel senso per Senso dire lavorativo. lavorativo, va. Te devo dire la verità, io ho qualche problema perché mi sembra che tu stai sempre a cercare impicci, cosi, e te lo dico perché sono una persona schietta, Ah, non si è maritata con te? Che c'entra? Sincera, non schietta, nel senso separata, che non lo so. Allora mi capisci quando parlo? No, parlo con Totti, separata la frittura, sta a cucinare, non mo de casa. Come a dire tu come si fanno i pepe? Ah? Mo devi dire tu come si fa la pipì? No, che ne so io, te lo dico io, lo sai tu come si fa la pipì. Senti, allora, forse io non mi sono spiegato abbastanza chiaro, perché una parola è picca e due sono Aspetta assai. un attimo che quello sta a fare una caciara, Francesco, vieni qua un attimo, sti giochi con la palla, poi fai un altro giorno, vieni qua. Dov'è? Guarda. Ma ogni volta che viro si lava il cuore, mi viene di canciare squarza. Dai. Ciao papà, ciao mio frate. Ciao, mi cucinano. Ah? Mo cucini tu oggi, mo cucino mi ha detto. Ah, mo cucino, ma una curiosità, mangiate nella stessa stanza? No, un'altra stanza, certo, stiamo a casa nostra, è normale che stessa stanza. Come non mi vita a capisco. casa Ranni, pensava che... No, Comunque, ma che Hilary, devi scendere. Dove devo andare? C'è qualcosa? Che devo fare? No, Scendo? Rico, devi scendere il prezzo. Ah. Ragioni, Avi, scendi. Ah? No, sta in fissa con una canzone, scinia. Come fate? Vediamo come canta. Scendi. È inglese questa. Io non vedi il dialetto romanesco. Infatti. Senti, Hilary, fai una cosa, pensaci con gamma su questa che ha fatto che scendere, va bene? Ci Poi penso, ci parlo sempre con la gente e ci sentiamo poi in questi giorni. fammi sapere che cosa, va bene? Paparello, mi fai un coppo da campione, per favore? Scendi. Sì, chiudere il collegamento, ciao, grazie, Io vi ci prego, sentiamo. capisci? Io di essere io, non vedi come palleggia, che da palla pare casatene e chiamano pare casatene. Da palla pare casatene e chiamano. Io di essere. Io che non mi convince a mia. A mia misidia. Ti ho detto esci i panni. Esci i panni, che ci taso io? Perché lei non se li può uscire. Ti ho sentito? Esci i panni e stendili. Mi ha sentito. Già era all'ascensore e mi ha sentito. Mia moglie ci ha alludito di un elefante. Mia moglie è un incrocio tra elefante e falco, uno per l'udito e uno per la vista. Io pure sono un incrocio tra bradipo e procione. E chi bene? A uno ci annoia e all'altro ci si dia. Ma io non esco niente. A me mi si dia. Ci faccio fare un altro giro. Non fate il rumore che sta facendo i suoi bisognini. Ma no, cane, mia mogliere. Che se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Ave un anno che sono chiuso in casa con mia moglie. Non ce la faccio più. Il governo dice che dobbiamo fare il distanziamento sociale. Mia mogliere si è inventata il distanziamento. Cioè mi piglia, mi chiude dentro una stanza e non mi fa nascere più. Ma tu immagini? Tutti si stanno lamentando in Italia che il governo ha diviso l'Italia in zone colorate. Mia mogliere ave che divide la casa in zone colorate quando ne maritammo. La cucina, zona gialla, si può mangiare fino alle 22. La stanza da letto
letto, zona arancione, si può entrare solo con l'autocertificazione. Il bagno, zona rossa, non si può entrare manco ammazzate, è lavato 24 ore su 24 e c'è mia moglie che sbrizzia acqua tipo pescheria dalla mattina alla sera. Fra tutte le regole che hanno messo in Italia se ne sono dimenticata una, cioè che uomini e donne siamo diversi. Lo dovete scrivere nella legge, nella Costituzione. Gli uomini non ci possono stare con le donne, solo che c'è qualche uomo che ancora non lo capisce, tipo per esempio il signor Pacera del secondo piano, che è scapolo e allora ha scritto su Facebook: cerco moglie. Ha ricevuto 1200 messaggi tutti uguali. Di donne? No, di uomini che ci ricevono: cerchi moglie, vuoi la mia, tarugno! Vai, ora tocca a te. Sto a fare ora. Ecco a voi, Kiddo da Marte. Vai, vai. Iso razzo e fai ecco. Isa, ecco. Vabbè, oggi te la faccio io, tu Isa solo razzo. Ecco a voi, Kiddo da Marte. Ecco a voi, quello di Kiddo di Marte. Ammazzi di Kiddo, manco sai di ecco a voi, Kiddo di Marte. Said, sto investimento di 80 miliardi di euro. Chiami check. Ah, lo chiamo io, lo solito, che ne viva. Kiddo! Kiddo! Salve. T'hai visto? Dalla redazione esterna il vostro Marco Kiddo e alle mie spalle Marte. L'evento che oggi purtroppo ha devastato quest'area a dir poco ha dell'inaspettato, perché si tratta di una già nota perturbazione che ciclicamente colpisce l'esposizione nord-est del pianeta, alla quale gli abitanti solitamente si preparano con mezzi ed operazioni già collaudate nel tempo. Accogliere però questa volta tutti impreparati è stato un improvviso rallentamento della corsa orbitale che ha mostrato semplicemente il lato sud-ovest del pianeta. E mentre ora gli operatori sanitari ristabiliscono le condizioni cliniche della popolazione, la macchina amministrativa, come potete ben vedere alle mie spalle, sta affrontando l'emergenza con professionalità e abnegazione. Se ora l'operatore è così cortese da seguirmi nell'inquadratura, io vi farò vedere e toccare con mano quello che ha potuto creare questa grande forza devastatrice, perché Ma è possibile che ogni volta che ci dici che c'è chi era Said, telefoni, c'è che ogni volta ci facci rappresso, io devi che si sta fermo da. Ma cosa? E ne vediamo bello, perché da lei che confusione che c'è a Vacca Marte, non l'ho capito. No, sta tornando. credo sia stato tutto chiaro dalle parole che avete potuto ben sentire. Ecco, e vedete, alla fine la divisione aerospaziale metterà a punto, come ha appena detto, un sistema a propulsione quantica che sarà in grado di ristabilire in breve tempo e dal bisogno l'orbita marziana. Stai esorando, Pirro, Ecco, certo che faremo al più presto nostra questa tecnologia. Per adesso da Marte e Kiddo è tutto, a voi la linea. Said, Marico, io è tutto perfetto. Marico, ma l'operatore che non ce la fa che ha un razzo ciungo. Vuoi fare tu l'operatore? Già fai manca a tenere un razzo da varia. Ne mangiate, cane.